Diamo un po' di numeri e andiamo a conoscere più da vicino la società del Giorgione. La prima squadra milita nel massimo campionato regionale, ma è il vivaio a farla da padrone. Partiamo dalla Serie C e poi abbiamo una prima divisione, una terza divisione, un under 18, due under 16, un under 14, under 12, under 11 mi sembra addirittura, e più minivoli. L'obiettivo in casa del Giorgione è uno e molto chiaro: far crescere le giovani e portarle un giorno in prima squadra. È nostro obiettivo che la nostra Serie C sia formata da atlete del settore giovanile. Succede che facciamo qualche innesto, però l'ossatura deve essere del settore giovanile, proveniente dal settore giovanile. Difatti quest'anno ne abbiamo 3-4 che vanno un po' su e un po' giù, cioè vanno con la Serie C, però dopo poi fanno la prima divisione, però sono arrivate ad entrare, insomma. Ed è per questo che la società ha da sempre lavorato molto bene nel territorio, riuscendo ad avere oggi numeri molto interessanti. Sicuramente è l'attività sportiva che ha avuto più numeri negli ultimi anni, insomma, si è sviluppata molto. Ci andrebbe bene magari o con la maschile o con la femminile cercare di andare un po' su di categoria, ma vedremo cosa succederà, non lo sappiamo ancora. Al Giorgione le giovani possono crescere e con il loro impegno raggiungere traguardi importanti senza avere troppa pressione sulle spalle. Non c'è pressione, vogliono farle crescere con calma anche dal punto di vista oltre tecnico, anche tattico, perché in una Serie C c'è bisogno di, oltre a saper palleggiare o saper fare un bagger, c'è anche bisogno di capire dove, come, in che momento gestire il pallone. L'interesse e la cura che la società riserva alle sue atlete ha fatto avvicinare anche il suo sponsor principale, l'Ital Project. Noi ci occupiamo di imballaggio, fine linea, siamo presenti nel territorio, in particolare qui a Castelfranco con la squadra Il Giorgione, perché pensiamo che sia dovere civile di un'azienda occuparsi dei giovani, occuparsi in particolare della pallavolo, anche perché c'è una storia di famiglia. Uno sponsor molto particolare che vive la partita da primo tifoso della squadra. È un po' strano per noi anche comunque avere uno sponsor che non è solo scritto ma è anche presente, si fa vedere, si fa sentire e quindi davvero siamo ancora più contente. E il seguito non manca, durante le partite casalinghe il pubblico è sempre numeroso sugli spalti. Il pubblico del palazzetto è un pubblico numeroso, poi ci sono tutte le bambine del giovanili che grazie anche alle due ragazze della squadra che allenano il giovanile richiamano le bambine, i genitori, i parenti, abbiamo un bel pubblico numeroso. Al Giorgione si fa tutto in casa, due atlete della prima squadra nel tempo sono diventate anche allenatrici del settore giovanile e loro più di chiunque altro sanno qual è l'obiettivo societario. La pallavolo Giorgione vive del suo vivaio, quindi noi puntiamo tantissimo e per loro è un incentivo in più venire a vedere comunque le proprie allenatrici, perché c'è anche un'altra, la mia compagna di squadra che comunque allena e quindi insomma penso sia un incentivo in più per loro. Ma sentiamo le atlete cresciute in società ed ora impegnate nei campionati provinciali. Prima divisione è un gruppo che si è creato l'anno scorso, ragazze molto giovani, io per prima, e siamo tutte una grande voglia di fare, tanta voglia. È stato un campionato difficile l'anno scorso e probabilmente lo sarà anche quest'anno, ma penso che la voglia di fare vada oltre.